Buonasera da Sicilia 24, questi i titoli di oggi. Giornata di sopralluoghi del presidente della regione Schifani nei comuni della costa ionica colpiti dal ciclone Harry. Da Catania il governatore promette i primi ristori agli imprenditori danneggiati. Lunedì riunione d'urgenza alla regione, mentre il governo si prepara a dichiarare lo stato di emergenza. Da irresponsabili ricostruire negli stessi luoghi. Legambiente Sicilia denuncia come la cementificazione selvaggia e l'erosione costiera abbiano aggravato gli effetti del ciclone sull'isola. Il presidente Castronovo chiede un cambio di passo. Villabate a lutto per un operaio 40enne trovato senza vita in un capannone della zona industriale di Brancaccio a Palermo. È l'ennesima morte bianca in Sicilia. Ha disposto il sequestro della salma per l'autopsia e avviate le verifiche sulla sicurezza. Bomba pronta a esplodere trovata nella cantina di un palazzo del quartiere San Cristoforo a Catania. L'ordigno sarebbe servito per l'assalto a un bancomat. Catania ha inaugurato Librino App, il centro per minori e famiglie in un bene confiscato alla mafia. Offrirà attività educative e di inclusione per i giovani del quartiere. Calcio, il Siracusa perde 3-2 a Benevento nonostante il vantaggio iniziale. Domani il Catania al Massimino con il Cosenza per restare primi in classifica. Il Trapani si prepara alla trasferta domenicale sul campo della Casertana tra incertezze societarie e assenze importanti. Bentrovati, procedure semplificate per i ristori, direttive chiare e messa in sicurezza dei centri abitati vicino alle coste. Ad annunciarlo il presidente Schifani oggi a margine del vertice in prefettura a Catania sui danni del maltempo. Prima dell'incontro sopralluoghi del governatore e del capo della protezione civile a Santa Tecla, riposto e sul lungomare appunto catanese danneggiato. Sentiamo Emanuela Corsi. La lunga giornata di sopralluoghi del presidente Schifani nei comuni della costa ionica danneggiati dal ciclone Harry si conclude a Catania. Prima una ricognizione dei danni sul lungomare, poi un incontro in prefettura con sindaci, operatori balneari e associazioni di categoria. Ci occuperemo anche di un primo intervento finanziario, risarcimento al ristoro dei danni naturalmente, per lenire un attimo le sofferenze di quegli imprenditori che vedranno ridotto il proprio reddito. Il presidente ha convocato per lunedì mattina una riunione d'urgenza dei dipartimenti e degli assessorati competenti. I direttori regionali dovranno essere non operativi dietro le scrivanie, ma operativi sui territori. Devono adottare una mentalità, diciamo, che nel rispetto della legittimità consenta però chiarezza per cosa devono fare gli imprenditori balneari, cosa devono fare i cittadini per poter intervenire urbanisticamente per le loro ricostruzioni. Tra gli interventi bisognerà pensare ad un piano per mettere in sicurezza gli insediamenti abitativi vicino al mare. Quei paesi che danno sul mare vanno protetti da un mare che può diventare letale o pericoloso come quello che è diventato giorni fa. Qualcuno dice che questi danni, o meglio una parte, si potevano evitare perché purtroppo in Sicilia si costruisce sulla costa. Guardi, non è il tempo delle polemiche, per ora sono concentrato sulla eliminazione dei problemi, su sollevare lo stato d'animo dei cittadini, eliminare i danni e dare speranze. Le polemiche le lasciamole al dopo. Resta il fatto che la Sicilia deve fare i conti sempre più spesso con eventi estremi che non sono più eccezionali. C'è in atto un cambiamento climatico dovuto sia al clima, ma scusatemi il termine, indirettamente anche a una edificazione, una cementificazione che negli ultimi 50 anni ha cambiato il volto della terra. Queste aree sono state occupate da costruzioni, spesso qualcuna di queste, qualche lungomare non poteva stare lì e la natura si è ripreso il suo posto. Intanto la premier Giorgia Meloni ha voluto anticipare a lunedì prossimo il Consiglio dei Ministri per dichiarare lo stato di emergenza. Ma appunto mentre si pensa, come avete visto, alla ricostruzione, c'è chi punta il dito però contro la cementificazione selvaggia. Tutto viene da Legambiente che avverte ed è irresponsabile pensare di ricostruire negli stessi luoghi. Giusy Lazzara. La crisi climatica, la crisi ambientale, gli effetti del passaggio del ciclone sulla Sicilia sono aggravati dalla fragilità dei territori dovuti a scelte urbanistiche devastanti e l'erosione costiera dopo anni di cementificazione selvaggia. Questo è il report di Legambiente Sicilia che dopo il disastro dei giorni scorsi chiede un cambio di passo. È del tutto paradossale, oltre che responsabile, pensare di continuare a ricostruire
negli stessi posti che sono esposti fortemente agli eventi estremi, così come è responsabile pensare di aggirare i vincoli ambientali con nuove colate di cemento per rispondere appunto a questi eventi emergenziali. Si è costruito sulle spiagge e sulle coste rocciose, impermeabilizzando il suolo e distruggendo le difese naturali della costa. In Sicilia negli ultimi 40 anni l'avanzata del cemento legale e illegale ha sottratto quasi il 30% di suolo entro i 300 metri dalla linea di costa. C'è bisogno, aggiunge Legambiente, di pianificazione su dati scientifici e scenari climatici aggiornati. E anche oggi il Capo dello Stato è stato in Sicilia, dove ha partecipato al convegno di Cefalù dedicato a un Mediterraneo mare di pace. In apertura la solidarietà ai paesi appunto colpiti dal ciclone. Sentiamo Orazio Longo. La Sicilia martoriata dall'uragano Harry accoglie il presidente Mattarella in un lungo applauso di solidarietà rivolto alle comunità colpite e danneggiate dalla violenza del ciclone nei giorni scorsi. Il Capo dello Stato in visita a Cefalù, ospite in Duomo del convegno Mediterraneo Mare di Pace promosso dalla Fondazione Accademia Via Pulchritudinis in collaborazione con la diocesi e il comune. Trasformare le differenze in ricchezza, dicono i relatori in una conversazione tra storia, cristianesimo e arte, per rileggere il Mediterraneo tra passato, presente e futuro come spazio di incontro e di dialogo per costruire ponti di solidarietà e comprensione. Portiamo dentro di noi quanto c'è stato detto dalle relazioni e quanto c'è stato sollecitato a riflettere per un tema di riflessione anche per l'azione quotidiana a svolgere ciascuno nei suoi compiti e responsabilità. Ad accogliere il Presidente della Repubblica in una cattedrale gremita in ogni posto numerose autorità civili e militari, presenti anche l'Arcivescovo di Palermo, l'Orefice e il Vescovo di Cefalù, Marciante. Al ponte sullo Stretto adesso, perché nella bozza del decreto legge del Ministero delle Infrastrutture retto da Matteo Salvini si riduce l'ambito di controllo della Corte dei Conti proprio sul ponte, perché la Corte dei Conti potrà svolgere il suo controllo preventivo solo sulla delibera del CIPES, ovvero del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, e non sugli atti e i documenti collegati. Prevista nella bozza anche la nomina di commissario straordinario del governo per il ponte sullo Stretto, l'amministratore già delegato della società Stretto di Messina, Ciucci. E cambiamo decisamente argomento, perché Villabate è in lutto per la morte di Alessio Latargia, operaio quarantenne trovato senza vita in un capannone della zona industriale di Brancaccio a Palermo. Sarebbe precipitato da un ponteggio. La magistratura ha disposto l'autopsia mentre l'ASP sta avviando verifiche sulla sicurezza. È l'ennesima tragedia sul lavoro, l'ennesima morte bianca in Sicilia. Manlio Viola. È lutto cittadino a Villabate, centro alle porte di Palermo, per la morte di Alessio Latargia, il quarantenne trovato senza vita all'interno di un capannone di via Emiro Giafar, nella zona industriale di Brancaccio a Palermo, nel pomeriggio di ieri. Alessio sembra sia volato giù da un ponteggio sul quale stava lavorando. Una caduta di 5 metri che non gli avrebbe lasciato scampo, ma dinamica e causa della morte dovranno essere chiarite. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma e lunedì darà incarico al medico legale per eseguire l'autopsia che dovrà stabilire proprio l'esatta causa del decesso. Intanto i tecnici dell'ASP hanno avviato una serie di verifiche sul rispetto di tutte le normative di sicurezza sul lavoro, ma a Villabate, paese di origine e di residenza della vittima, tutti sono sconvolti. È il sindaco a raccontare come Alessio fosse noto all'intero paese, un lavoratore che lascia moglie e 2 figli e un paese attonito. Le morti sul lavoro in Sicilia sono in drammatico aumento. L'ultimo dato ufficiale disponibile si ferma alla fine di ottobre 2025. In 10 mesi le vittime sono state 77, con un aumento dell'8,5% rispetto al 2024. È un trend che denuncia una crescita ulteriore. A guidare questa drammatica classifica è la provincia di Catania, che da gennaio a novembre 25 ha registrato 21 morti, 7.250 incidenti sul lavoro gravi denunciati all'INAIL, un incremento del 33% nella provincia rispetto al 2024, quando le vittime erano state 16. Segue Palermo, che in un arco di tempo lievemente più ampio, ovvero da novembre 24 a novembre 25, mostra 20 vittime e 6.553 infortuni, senza contare le malattie professionali che non rientrano ancora in queste statistiche e che fanno registrare altri 4 morti nel 2025.
Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi andremo a Catania, dove pensate è stato trovato in una casa del cuore della città un ordigno che era stato costruito per far esplodere un bancomat. Torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, a Catania è stata ritrovata una bomba artigianale nella cantina di un palazzo del quartiere di San Cristoforo. Sarebbe davvero bastata una scintilla per fare saltare in aria l'intero stabile. Desiree Ferlito. Un ordigno dalla portata micidiale che avrebbe potuto far saltare in aria l'intero stabile di San Cristoforo a Catania, dove era nascosto. Era contenuto all'interno di una struttura in ferro e destinato con ogni probabilità a far saltare un bancomat. A scoprirlo i poliziotti della squadra cinofili della questura di Catania, grazie al fiuto dei cani specializzati nella ricerca di esplosivi, che hanno individuato un covo in una cantina del palazzo dove erano nascosti, oltre all'ordigno, anche diversi strumenti e oggetti utilizzati per scardinare bancomat e porte. Il sistema di accensione elettrico, già collegato con un accenditore ad un cavo lungo quasi 10 metri, era pronto per essere attivato. Sarebbe bastato un semplice contatto dei cavi per azionarne l'esplosione. La bomba, pronta per mettere in atto un colpo ai danni di qualche istituto di credito o attività commerciale, avrebbe rappresentato un rischio concreto per la sicurezza dei cittadini e per la stabilità degli edifici, data la sua portata. L'area è stata delimitata e i poliziotti specializzati nel maneggio degli esplosivi hanno accertato la pericolosità dell'ordigno improvvisato mediante anche alcune radiografie per verificare la consistenza interna della bomba. Successivamente hanno eliminato l'innesco elettrico e subito dopo hanno avviato le procedure di trasferimento in un luogo sicuro per procedere alla distruzione. Siracusa non si piega, dice no alla recrudescenza della criminalità. Ieri sera la manifestazione con cittadini, associazioni e commercianti che ha attraversato il centro appunto della città. Francesco Aloi. All'escalation della criminalità Siracusa risponde così: il racket delle estorsioni non fa paura. Nelle ultime settimane diverse le intimidazioni ai commercianti, dalla periferia al centro, ma come si legge su questo striscione, Siracusa non si piega. Lunedì ci sarà un incontro col prefetto, con i rappresentanti delle forze di polizia, col procuratore e col commissario nazionale antiracket, il prefetto Maria Grazia Nicolò. Faremo un punto sulla situazione. Ma se da un lato si scende in piazza, dall'altro c'è un problema di fondo. I commercianti che denunciano sono pochi. È chiaro che l'attività estorsiva ha due finalità: uno quello di fare soldi, l'altro è quello di dimostrare che controllano il territorio. C'è solo una medicina: reagire e denunciare. Perché come invogliare chi non denuncia a farlo? Chi non denuncia deve sapere che prima o poi sarà vittima. Come ha detto più volte Cracolici, a Siracusa le famiglie mafiose si sono infiltrate nell'economia sana, una città spesso definita tranquilla, che in realtà forse così non è. L'allarme sicurezza però riguarda un po' tutta la provincia, non solo intimidazioni ma anche furti con spaccata. Per questo si chiedono più controlli e telecamere. Non possiamo immaginare che ci sia un poliziotto e una telecamera per ogni, per ogni cittadino. Bisogna fare un lavoro che sia quello della sorveglianza, della vigilanza, ma anche un lavoro culturale che va fatto. Ed è stato inaugurato a Catania oggi il librino App. Fra poco vedremo proprio le immagini anche del taglio del nastro, il centro aggregativo per minori e famiglie realizzato dal Comune in un bene confiscato alla criminalità e restituito al quartiere come presidio educativo e di legalità. Lo spazio, ristrutturato con i fondi PNRR e gestito dall'associazione Talitacum, offrirà attività educative e di inclusione per contrastare dispersione scolastica e disagio giovanile. E adesso andiamo a Palermo, dove è polemica per la fiera appunto degli uccelli ospitata ai cantieri culturali della Zisa, e la fiera dei polli, ribattono i detrattori. Andiamo a conoscere il Barbagianni e Errol, ad esempio, con Marco Gullà.
D'accordo che magari non gradisci la presenza del Signore, ma segnalarlo in maniera così netta mi pare maleducato. È stata etichettata polemicamente la Fiera dei Polli. Siamo ai cantieri culturali della Zisa a Palermo e in questo weekend va in scena la Fiera Avicola, una mostra di volatili di ogni specie che sta richiamando tantissimi visitatori. La scelta di utilizzare spazio zero per l'esposizione e la promozione di polli da allevamento, a sentire il fronte dei contrari, è incoerente con la missione dei cantieri della Zisa, luogo dedicato ad attività culturali e artistiche. Nel prendere le distanze dalla polemica sulla mostra, l'assessore alla cultura Giampiero Cannella ha detto che non c'è motivo di scandalo, ricordando come lo Spazio Zero abbia già ospitato eventi non strettamente legati alle arti performative o visive. Altri fronti politici sostengono invece che questo evento promuove il rispetto per gli animali e che sceglie di farlo coinvolgendo le scuole e i bambini. Noi proviamo a spegnere polemiche e spigolature, facendovi conoscere Harold, la mascotte dell'evento. Si chiama Harold ed è un barbagiano. È appartenente alla famiglia dei titoni, precisamente Tito Inter della specie. Nello specifico Harold è qui per rappresentare Oblivion, una realtà locale a tema Harry Potter. Ristorazione assieme intrattenimento. Per l'appunto Harold è qui per questo. Saluta Harold. Credo sia un po' troppo entusiasta. Quantomeno non vi ha dato le spalle. Adesso ci fermiamo ancora, c'è un'altra pausa e la pagina conclusiva del nostro telegiornale sarà interamente dedicato al calcio. Inizieremo con il risultato del Palermo. A tra poco. Siamo al calcio, è finito 0-0 il match pomeridiano fra Modena e Palermo al Braglia, gara molto equilibrata e bloccata. Rosanero Pacchi, che comunque avevano trovato il vantaggio con Palumbo, annullato poi al VAR per il fallo di Gesi sul portiere del Modena. Nel primo tempo invece Modena ha un passo dal vantaggio con Santoro che ha colpito la traversa. Un pari che allontana i siciliani dalla zona della promozione diretta dopo le vittorie di Monza, Venezia e Frosinone. Adesso andiamo alla Serie C perché il Catania gioca domani al Massimino contro il Cosenza. L'obiettivo indubbiamente è restare in testa alla classifica. Micheli in campo dall'inizio, in porta potrebbe esserci Betters, qualche ballottaggio in avanti, ma sentiamo il punto con Marco Carli. Il Catania pronto ad essere accolto al Massimino dopo la bella vittoria di Monopoli per conservare il primato, ma anche per i catanesi che hanno patito la furia di Henry. L'intero incasso della partita con il Cosenza, come ha comunicato Pelligra, sarà devoluto per aiutare a ricostruire dopo la devastazione lasciata dal ciclone. Vogliamo rivolgere un pensiero a tutte quelle persone che hanno subito la forza di queste mareggiate. Un gesto di cuore, lo stesso messo sul campo dalla squadra in Puglia per rimontare sul finale. Il 2-1 di Monopoli è un'iniezione di fiducia per il futuro. Il nostro obiettivo è sempre quello di rimanere in testa. Per quanto riguarda il mercato è chiuso. Ci avevamo posti degli obiettivi in determinati ruoli dove per infortuni o magari sotto l'aspetto numerico eravamo pochi e l'abbiamo raggiunti. Contro il Cosenza ci saranno tanti volti nuovi da osservare. Micheli soprattutto, che ritrova il rosso-azzurro dopo le giovanili. Carnielutti e Di Noia sono gli ultimi arrivati, ma già vogliosi di dare il contributo. Lunetta non è al meglio, si candidano Bruzzaniti ed Ausilio, ma anche Rolfini che entra nelle alternative lì davanti anche con Forte e Caturano. Da verificare le condizioni di Dini. Ci vogliamo prendere pochi rischi. Il ragazzo è voglioso di giocare, però poi dobbiamo fare una riunione con lo staff medico. Siamo sereni perché Klaus si è allenato sempre in modo straordinario ed è concentrato e sul pezzo per la partita. Catania-Cosenza sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dal Massimino alle 14, commenti da studio, più di 3 ore live fino alle interviste in anteprima a fine gara. Con un bisogno disperato di punti, il Trapani si prepara alla trasferta di domani sul campo della Casertana. Tra incertezze societarie e assenze importanti, la squadra siciliana cercherà di muovere la classifica contro una Casertana ormai fuori dalla corsa per la promozione diretta. Sergio Colosi.
Con un bisogno assoluto di punti, il Trapani ha preparato la trasferta al Pinto di Caserta. Di noi al Catania è l'ultimo tassello di un mosaico che continua a perdere pezzi nella totale incertezza sul futuro, complice il rinvio al 9 marzo della sentenza del Tribunale federale. La casertana si è staccata definitivamente dalla corsa alla promozione diretta in B, ma punta al miglior piazzamento possibile in chiave play-off. Le motivazioni rossoblù quindi sono forti davanti ad un Trapani che per motivi diversi e obiettivi opposti ha altrettanta necessità di muovere la sua classifica. Presi dall'Altamura il terzino Pasquale Ortisi, ex Messina, e dalla Vispesaro il centrocampista Cristian Nina, ma a preoccupare di più sono le prossime partenze con un Trapani sempre più debole e soprattutto con il presidente Antonini in rottura prolungata con tifosi, città e istituzioni. Al Pinto assente lo squalificato Marcolini, in attacco confermato Stauchuk. E nonostante il vantaggio iniziale non ce la fa il Siracusa a Benevento, esce sconfitto 3-2, la reazione dei campani è stata sicuramente importante, la sconfitta lascia la squadra aretusea al terzultimo posto in piena zona play-out, ma ci dice tutto Marco Petrolito. Il Siracusa ci provoca con grande generosità, gioca bene, va in vantaggio con Di Paolo, ma cede al Benevento dopo un avvio promettente, perdendo 3-2 al termine di una gara ricca di gol e di emozioni. Si parte dopo pochi secondi di gioco con la Mesta che impegna Farroni in seguito ad un'indecisione di Pacciardi. Il Siracusa risponde al sesto con un gran sinistro dalla distanza di Di Paolo che sfiora il palo. Al 19esimo Azzurri in vantaggio, Di Paolo intercetta un lancio lungo, anticipa con un gran controllo l'uscita di Vannucchi e segna a porta vuota dalla lunga distanza. La reazione dei campani però è veemente, al 23esimo Tumminello, servito con un colpo di tacco da Salvemini, firma l'1-1 con un sinistro angolato. Al 31esimo occasione enorme per il Benevento, punizione di Salvemini parata da Farroni, poi Scognamiglio trova il tacco, ma Cancellieri salva sulla linea. 35esimo ancora Farroni, decisivo sulla Messa, mentre al 41esimo l'estremo difensore azzurro para anche il colpo di testa ravvicinato di Romano. Ma il gol del sorpasso nell'area e arriva subito dopo. Maita riceve da Tumminello e con un destro potente fa 2-1. In pieno recupero poi su corner di Lamesta Simonetti colpisce di testa tutto solo per il 3-1 che chiude un bel primo tempo tra gli applausi del pubblico del Vigorito. Nella ripresa il Benevento controlla, non rischia quasi mai e dopo una traversa di Simonetti nel finale al 94esimo il Siracusa riesce ad accorciare. Su punizione di Valente Vannucchi respinge corto e Pacciardi insacca da 2 passi. Ma non c'è più tempo e l'esito della gara non cambia, col Siracusa che ci ha provato ma è costretto ancora una volta a tornare a casa a mani vuote. Il telegiornale è finito, grazie a tutti per averci seguito e buona serata.